Buon pomeriggio e benvenuti alla quarta edizione del Graduation Day dell'Università di Udine, l'occasione in cui festeggiamo i laureati del nostro Ateneo in questa occasione settembre del 2023 a luglio di quest'anno. In più anche i laureati premiali, cioè i migliori laureati per ogni corso di laurea. In questo momento potete già vedere in campo, diciamo così, il direttore amministrativo dell'Udinese Alberto Rigotto, che porterà un saluto per la società, il rettore Roberto Pinton, il prorettore Andrea Caffarelli e il delegato per la didattica Agostino Dovierto. Subito la parola al rettore per il saluto e dopo al direttore amministrativo dell'Udinese. Bene, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti. Mi fa molto piacere non solo che siate tanti, numerosi, ma che abbiate accolto i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i vostri ragazzi e le vostre ragazze con un grande applauso. Penso che se lo meritano. Noi in realtà siamo qui per questo oggi. Questa è la quarta edizione di questo Graduation Day che dedichiamo a tutti i laureati dell'anno, ma in realtà vorrei ricordare che il primo è nato a valle del Covid, insomma, quando abbiamo ritenuto, tutti hanno ritenuto, il mondo ha ritenuto che fosse concluso, e noi volevamo gratificare, salutare di persona tutti i laureati e le laureate che avevano dovuto arrivare al termine del loro percorso di studi da casa o in remoto, e ci serviva una location ampia e possibilmente anche bella. Siamo stati molto fortunati perché in realtà l'Udinese Calcio ci è venuto incontro e quella volta abbiamo riempito, insomma, con più di 6.000 persone, c'era ancora l'obbligo delle mascherine e di distanziamento, questa splendida location. È un momento in cui noi vogliamo salutare, io e i miei colleghi, altri che verranno qui, ci raggiungeranno in toga, tutti coloro che sono arrivati alla fine del percorso, sia in vista di un nuovo percorso di studi o di un nuovo lavoro. L'importante è che sia una stretta di mano di arrivederci, e per augurare ancora a loro buona fortuna e tanti auguri per il futuro, ringraziandoli anche tutto sommato per aver deciso di condividere con noi un percorso importante della loro vita. Questa è una storia che si ripete ogni anno, ma vi posso assicurare è un'emozione bellissima. Avete visto anche in questo splendido stadio i mega schermi, gli schermi dove sono percorse, sono sfilate le immagini del nostro Ateneo, delle varie attività. Ce n'è una in programma i prossimi giorni, si chiama Collegamenti, non è una parola a caso perché vuole proprio collegare tutto il nostro mondo con i cittadini, perché in realtà non facciamo altro che passare il nostro tempo a costruire, a contribuire a costruire. Le famiglie qui sanno che sono in prima linea, quelli che saranno i cittadini e le cittadine di domani. Quindi grazie di essere venuti qui, grazie a loro per averci scelto, e più di qualcuno ha scelto di continuare il suo percorso con noi, e non risparmiate gli applausi, a loro soprattutto. Buon pomeriggio a tutti, intanto un caloroso benvenuto nel nostro stadio, davvero per noi questo è il quarto anno che ci vediamo, è un grandissimo onore, e quindi un caloroso benvenuto innanzitutto ai neolaureati, ai loro familiari, ci fa molto piacere vedervi così tanti e numerosi, al magnifico rettore che approfitto davvero a nome della società di ringraziare per questa splendida collaborazione che c'è stata in questi anni e che sicuramente non mancherà nei prossimi, alla società che rappresento. Tra l'altro oggi così il Torino ci ha fatto uno scherzo, speravo anche di accogliervi da capolista, però insomma ci proviamo poi domani a rinnovare questo appuntamento importante, però insomma ci perdonerete. Ringrazio appunto i collaboratori anche del magnifico rettore, il prorettore, il collaboratore della didattica,
vedo qui di fronte a me, approfitto dopo tanti anni anche di ringraziare Agostino Maio che ci ha dato sempre una mano importante in questi anni, e quindi davvero innanzitutto un cordiale benvenuto, e poi insomma nell'augurarvi a nome della nostra famiglia un importante momento di incontro, che è questo, sicuramente un momento che gli studenti, sono stato anch'io studente così con grande orgoglio dell'Università degli Studi di Udine, e quindi è un'università prestigiosa, importante, e per voi, parlo agli studenti, ai neolaureati, anche questo è un momento sicuramente che ricorderete per tutta la vita, perché così è, e a noi fa piacere come udinese che questa festa venga fatta proprio da noi, perché così collegherete questo momento così importante al nostro stadio, alla nostra famiglia, alla nostra squadra e alla nostra società. Quindi, magnifico Rettore, grazie davvero ancora anche per quest'anno e per i prossimi sicuramente di questo evento così importante, e vi auguro davvero un grandissimo bel pomeriggio e una bellissima festa. Grazie a tutti. Bene, grazie direttore, grazie rettore. La cerimonia quindi è ufficialmente iniziata. Prima però di iniziare a chiamare i laureati per dipartimento e corso di laurea di appartenenza, vi ricordo una nuova iniziativa che abbiamo organizzato quest'anno. Vi invitiamo tutti quanti i laureati a rispondere attraverso i nostri profili social alle domande che vedrete nel corso della cerimonia apparire sugli schermi e che testimonieranno la vostra conoscenza del nostro Ateneo. Bene, iniziamo quindi con il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Chiamo vicino al rettore, al prorettore e ai delegati il direttore del Dipartimento Pietro Corvaia insieme ai coordinatori dei corsi e loro delegati Manuela Farinosi, Alberto Marcone e Carla Piazza. Stringersi prego, grazie. Il rettore un pochettino più a sinistra. Perfetto. Iniziamo dunque col percorso di laurea triennale in informatica. Matteo Blonda. Grazie. Luca Daffara. Per la foto, ok. La foto a destra del rettore, collocatevi, grazie. Ora Leonardo Danelutti. Federico Dittaro. Pietro Marchiol. Stefano Monte. Claudio Orlando. Nicolò Pettarin. Edoardo Rodaro. Samuele Simonitti. Riccardo Siri. Beatrice Tosoratti. Fabio Zuliani.
Ora la laurea Internet of Things, Big Data and Web, Francesco Arzon. Tommaso Comelli. Mattia Levratti. Andrea Martin. Corso di laurea Internet of Things, Big Data e Machine Learning, Cristian Brotto. Claudia Costa, che è anche rappresentante degli studenti e tutor del corso. Luca Deano. Federico Marinato. Luca Pavan. Passiamo al corso in matematica, Davide Di Lenarda. Prego. Jacopo Franco. Valentina Greatti. Luca Tabacchi. Federica Tomè. Lucia Tossutti. Un'altra laurea triennale in Scienze e Tecnologie Multimediali, Leonardo Advullai. Alessandro Baldovin. Gaia Ballarin. Lisa Bardella. Sofia Baù. Francesco Bergamin. Chiara Boffo. Emily Campagna. Francesca Carollo. Riccardo Clemente. Nada El Mazzusi. Erika Fregolent. Elena Ignat. Peter Persoglia. Davide Pesante.
Giorgia Rossato. Francesca Sovernigo. Sara Tosetti. Laura Visentin. Gaia Zammuner. Serena Zucchiatti. Ora il corso di laurea Tecnologie Web e Multimediali, Daniele Di Salvo. Alessandro Kenan Fayon. Ricordiamo che ai laureati viene consegnato un ricordo della giornata con un pensiero del rettore a loro dedicato, il tutto inserito nella borsa del colore del Dipartimento verde in questo caso. Passiamo ora alle lauree magistrali. Artificial Intelligence and Cyber Security, Massimo Del Prato. Christian Falcon. Prego, Cristian. Massimiliano Gregoretti. Massimiliano Pascoli. Salvatore Francesco Riefolo. Ora passiamo a comunicazioni multimediali e tecnologie dell'informazione, Davis Salierno. Denis Tavaris. La laurea magistrale in informatica, Riccardo Belliato. Ora ai riconoscimenti ai migliori laureati. Emanuele Elena, chiedo scusa. Come dicevo poc'anzi, ora passiamo ai riconoscimenti ai migliori laureati. Iniziamo con il corso di laurea triennale Internet of Things, Big Data e Machine Learning, Riccardo Rossetto. Sempre triennale in matematica, Luca Facchinetti. Passiamo ai corsi magistrali in Artificial Intelligence and Cyber Security, Biagio Tomasetic. Comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione, Matteo Bovo. Magistrale in matematica, Nicola Dalcin.
Facciamo un applauso anche ai migliori laureati che non possono essere presenti oggi: Francesca De Cataldo, laureato triennale in informatica, Davide Della Giustina, magistrale in informatica, e Andrea Marcon, magistrale in scienze e tecnologie multimediali. Salutiamo il DMIF e ora passiamo al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Chiamo vicino al Rettore il direttore del Dipartimento Edo Piasentieri, insieme ai coordinatori dei corsi di laurea e ai loro delegati, Eleonora Aneggi, Lucilla Iacumini, Elisa Marreccini, Michele Morgante, Maria Eliana Poli, Giuseppe Stradaioli e Giannina Vizzotto. Passiamo ora alla laurea triennale in allevamento e salute animale, Chiara Bidoia. Carola Casati, Elisa Franceschinis, Ilaria Lazzarini, Michela Prizzon, Maddalena Zenatto. Prima di procedere con le successive chiamate, vi ricordo che è il momento di una domanda sull'Ateneo. Pubblicate una storia sul vostro profilo Instagram indicando la risposta corretta e taggando @Università di Udine. Ora, la laurea in Scienze e Cultura del Cibo. Iniziamo con Amin Amzowski. Nicole Bassi. Anastasia Bontempo. Lisa Colladet. Matilde Gaddo. Renata Zanon. Corso di laurea in Scienze Agrarie, Luca Bettin. Samuel Buttignol. Stefano De Cecco. Davide Dell'Epre. Enrica Liani. Matteo Maver. Beatrice Salamon. Cristina Turato. Mattia Visintin. Nuovo corso di laurea, Scienze e Tecnologie Alimentari, Giacomo Bailotti. Luca Bortolini.
Alberto Brisotto. Gabriele Ceciliot. Kevin Cebu Noou. Andrea Giovanni De Toffol. Elena Deana. Okay. Alice Domini. Michele Ermacora. Alice Fardin. Simone Ferraro. Antonio Girardi. Filippo Laudani. Nicolas Maggiore. Linda Migotto. Lucia Missigoi. Anna Naibo. Asia Petozzi. Nicole Pozzolo. Giovanni Reghin. Martina Restucci. Letizia Sabucco. Giulia Sacher. Sara Sciacca. Anna Tomasella. Simonetta Toniutti. Angelica Zanini. Fabio Zanitti. Ora la laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura, Sara Andriola. Denise Del Guerzo. Sandro Lanzi. Sara Pischedda.
Ora il corso di laurea triennale in viticoltura ed enologia. Partiamo da Filippo Antonutti. Giacomo Battistella. Giada Carbotti. Luca Manfè. Francesco Maschio. Federico Piceni. Francesca Scanferla. Ora è la volta delle lauree magistrali. Iniziamo con allevamento e benessere animale. Roberto Guerra. Elisa Verardo. Analisi e gestione dell'ambiente. Iniziamo con Paola Fabris. Annalisa Grio. Alessandro Pedretti. Federico Pittaro. Scienze e tecnologie agrarie, Mattia Sandrin. Alberto Vendrame. Scienze e tecnologie alimentari, Giada Busolini. Giulia Della Vecchia. Ora la magistrale in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli. Iniziamo da Elisa Agnelli. Alessandro Carloni. È la volta dei migliori laureati del Dipartimento. Iniziamo come di consueto con i corsi di laurea triennale, allevamento e salute animale, Giada Merlini. Scienze per l'ambiente e la natura, Anna Esposito. Prego. Scienze e tecnologie alimentari, Miriam Sartor. Viticoltura ed enologia, Antonella Fontanel. Passiamo ai corsi magistrali, allevamento e benessere animale, Alessandra Cicuttin. Biotecnologie molecolari, Ottis Zague Diffo. Scienze e tecnologie agrarie, Marco Pagot. Scienze e tecnologie alimentari, Alba Goi.
Salutiamo e facciamo un applauso anche ai migliori laureati non presenti: Alessio Campagna, triennale in Scienza e Cultura del Cibo, Gabriele Dionis, triennale in Scienze Agrarie, e il magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati Vitivinicoli, Emiliano Nardin. Bene, proseguiamo con il Dipartimento di Medicina. Salutiamo il direttore e i docenti, i coordinatori dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Agroalimentari e Ambientali Animali, il Dipartimento di Medicina, che è guidato dal delegato del direttore Vittorio Bresadolo, accompagnato da Carla Di Loreto, accompagnato dai coordinatori loro delegati dei corsi di studio, Vittorio Bresadolo, Stefano Dadalt, Lorenzo Desina, Lorenza Driul, Rachele Falchi, Stefano Lazzer, Sergio Intini, Maria Parpinel, Maria Rosa Valente. Prima di procedere con la chiamata dei laureati, continuano le domande sull'università. Pubblicate una storia sul vostro profilo Instagram indicando la risposta corretta o taggando a @Università di Udine. Bene, iniziamo ora con il corso di laurea triennale, come di consueto, biotecnologie. La prima a essere chiamata è Chetti Bello. Teresa Feresin, Vittoria Ganzini, Elisa Ghirardo, Alessia Plazzotta, Valentina Provenzano, Matteo Rosa, Silvia Serra, laurea triennale in educazione professionale, Chiara De Marchi. Prego, Chiara. Silvia De Martin. Iari Del Negro. Francesco Driussi. Agnese Maniago. Alba Pignoni. Chiara Puteo. Emma Teghil. Giulia Virili, Chiara Zamparo, fisioterapia, Chetti Deana, Federico Mestroni. Ecco, Federico Mestroni, tocca a te. Enrico Pletti. Marta Renaud. Alessia Sicuro. Eleonora Visintin. Ora il corso di laurea in infermieristica.
Prima chiamata Sara Bianchi. Alessia Bortolin. Bruna Celi. Nicole Kragnaz. Yasmin Kai. Martina Micelli. Caterina Moro. Manuela Mullig. Asia Rosolen. Tommaso Sacilotto. Michela Marina Tirnirello. Luna Zamolo. Margherita Zito. Ostetricia Miriam Tammini. Mariam, chiedo scusa. Scienze motorie Federica Bertoia. Alessio Bifulco. Che vengono più. Maddalena Maset. Simone Montagnese. Giorgia Rita Romano. Michelle Rossolato. Ettore Simsig. Passiamo al corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Giulia Bonetti. Anna Cescato. Giada Galai. Ambra Lorenzini. Riccardo Pecoraro. Ora le lauree magistrali, Scienza dello Sport, Eleonora Di Giusto. Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, Alessandro Braida, tutor del corso. Nicola Comelli.
Giovanni Crea, che è anche rappresentante degli studenti e anche lui tutor del corso. Emma Della Ricca. Salvatore Latino. Valentina Tuan. Ora la laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia. Gioia Braidotti. Cristina De Iasi. Anna Laura Del Pin. Jessica D'Urbano. Chiara Ercolini. Sara Favaro. Alice Fedele. Sara Filippin. Ani Gioca. Francesco Greco. Laura Lissandrini. Aurora Mattiuzzo. Luca Michelutti. Erika Polo Fritz. Marianna Sardo. Giada Tarlao. Caterina Turello. Giulia Vasoio. Pietro Vettorazzo. Arianna Volpatti. Siamo ai migliori laureati del Dipartimento di Medicina. Iniziamo con le triennali come di consueto. Educazione professionale, Carolina Tabarro. Fisioterapia, Manuel Vidoni. Ostetricia, Elena Beni. Scienze motorie, Anna Previt. Ora l'applauso ai migliori laureati non presenti alla cerimonia: Erika Biancolino, triennale in biotecnologie, Eleonora Favot e Jessica Iconomi, triennali in infermieristica, Alessandro Brusadin, triennale in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Lara Mari, magistrale in scienza dello sport, e Riccardo Vida, laureato in medicina e chirurgia.
Salutiamo il direttore e i docenti del Dipartimento di Medicina e accogliamo il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, il delegato del direttore del Dipartimento Francesco Trevisan, con i coordinatori o loro delegati dei corsi di studio Alberto Beinat, Sara Colussi, Daniele Goi, Alberto Sdegno, Marco Sortino e Domenico Visintini. E prima di procedere con la chiamata dei laureati, il momento di una domanda su Uniud. Pubblicate una storia sul vostro profilo Instagram indicando la risposta corretta e taggando @Università di Udine. Ora iniziamo col corso di laurea triennale in ingegneria civile Federico Cumin. Filippo Vidoni. Ingegneria civile ambientale Letizia Antoniazzi. Edoardo Bertuzzo. Lucia Borghi. Marco Del Mistro. Mattia Martinig. Ingegneria elettronica Gianluca Bottaccin. Mattia Bukovac. Filippo Chiappo. Luca Lostuzzo. Simone Pio Maurutto. Michele Mussap. Lorenzo Tomai. Alessandro Vecchio. Ingegneria gestionale Alberto Ballancin. Gianluca Battello. Federico Belluz, che è anche rappresentante degli studenti. Lorenzo Bini. Marco Bortolussi. Andrea Braido. Patrizia Buosi. Davide Busetto. Riccardo Cappena. Luca Comand. Prego Luca. Elisa Desinano. Francesco Giordani.
Alessia Mindotti. Arianna Romanello. Alice Sant. Marco Spagnol. Mattia Venier. Ora la laurea in ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale. Iniziamo da Riccardo Dittaro. Riccardo Ledda. Filippo Rigoli. Ingegneria meccanica, Matteo Azzano. Nicola Caldieraro. Alex Candotti. Enrico Caon. Andrea Casagrande. Alberto Cavallet. Emanuele Corva. Federico Divora. Rebecca Muser. Ludovico Rizzi. Lorenzo Roman. Gianluca Rosso. Alberto Soldan. Andrea Urso. Federico Vida. Scienze dell'architettura, Elisabetta Blasizza. Ornella Paola Crivaro. Edoardo Ermacora. Anna May. Michele Todisco. Luca Tosolini. Ora tecniche dell'edilizia del territorio, Matteo Baldassi. Prego. Lorenza Casellato. Prego Lorenza.
Simone De Giusti. Francesco Padoan. Corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica. Francesca Corte, rappresentante degli studenti e tutor del corso. Già presidente del Consiglio degli studenti. Emanuele D'Angela. Alessandro Pasin. Cristian Tolloi. Prego Cristian. Che è anche tutor del corso. Ingegneria gestionale, Fabrizio Argentieri. Leonardo Ascoli, tutor del corso, anche lui. Davide Balzano. Martina Bellina. Antonino Cacciatore. Un altro tutor del corso, Davide Cornacchini. Chiara Dalla Rosa. Nicolò Della Bianca. Ilaria Pia Del Rico. Davide Donda. Giulia Dozzi. Alessandro Fontanella. Christian Fort. Mattia Fracasso. Igor Gorgos. Kevin Jaiza. Stefano Mansutti. Arianna Nardin. Cristina Micaela Neagu. Camilla Pasut. Manuel Piagno. Simone Piras. Federica Straulino.
Annalisa Toniutti. Jessica Zanatta. Federico Zovatto. Un'altra magistrale, ingegneria meccanica, Elisa Aviano. Fabio De Reggi. Francesco Petri. Alessandra Praturlon. Passiamo a ingegneria per l'ambiente, il territorio e la protezione civile. Alessia Darè. Anna Del Favero. Sara Rett, studente e atleta. Ora i laureati con il sistema premiale. Iniziamo dalle triennali, ingegneria civile e ambientale, Simone Finco. Ingegneria elettronica, Thomas Cicutto. Ingegneria gestionale, Francesco Beltrame. Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale, Giulia Colombo. Scienze dell'architettura, Orazio Luca Arancio. Tecniche dell'edilizia e del territorio, Matteo Valentino. Ed ora le lauree magistrali, ingegneria per l'ambiente e il territorio e la protezione civile, Matteo Brandalise. Ingegneria civile, Marco Girardi. Ingegneria elettronica, Erika Baccichetti. Ingegneria meccanica, Mirko Miorini. In conclusione, con il Dipartimento Politecnico, un applauso ai migliori laureati che non possono essere presenti qui oggi: Luca Tagliariol, laureato triennale in ingegneria meccanica, e Camilla Ceretelli, laureata magistrale in architettura. Grazie al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura e grazie al Dipartimento di Scienze Giuridiche che sta per fare il suo ingresso, con alla guida la direttrice del Dipartimento Elena D'Orlando e i coordinatori Marco Giacomelli e Giuseppe Mazzanti. Prima di procedere con la chiamata, proseguiamo le domande su Unihood, pubblicate la storia sul vostro Instagram indicando la risposta corretta e taggando @Università di Udine. Iniziamo con la laurea triennale in diritto per le imprese e le istituzioni. Ora tocca a Francesca Agnola.
Giulia Boscaratto, Davide Cecchini, Irea Cela, Alberto Copat, Caterina De Stalis, Chiara Dolo, Valentina Frediani, Noemi Ladu, Nicole Liva, Veronica Lorenzutti, Elisa Marassi, Lucrezia Marchesan, Aida Masic, Gaia Mauro, Marcos Clausero, Giorgia Sommacal, Fabio Venier, Arianna Villani, Francesco Zorgno, Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati, Karin Parinzon, passiamo alle lauree magistrali, diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni, Lorenzo Fadini, prego. Avanziamo un po', grazie. Andrea Guerra, Enrico Papais, Jacqueline Pellis, prego Jacqueline, prego vai. Gioia Saccavini, la laurea magistrale in giurisprudenza, Alessandra Argentini. Michela Aucone. Omar Borgobello, che è anche un tirocinante dell'Ateneo. Aurora Cadel, Alessandro Campagnaro, tutor del corso, Pamela Grazia Camporeale,
Eleonora Carpenè. Alessandro Kocianig. Luca Cocetta. Samuel Cormons. Veronica Di Bin. Matteo Feltrin. Lucia Sofia Faragotto, tirocinante dell'Ateneo. Vincenzo Ferretti. Cristiana Festini Battiferro. Amanda Oxa. Linda Iacuzzi. Lorenzo Luciano. Noemi Manfè. Ilaria Martucci. Giorgia Manzocco. Alice Modonutti. Marco Olivo. Alex Pacini. Martina Rexa. Sara Segatto. Giuseppe Sibilla. Eleonora Stroili, tutor del corso. Eleonora Tamburlini. Sara Trangoni. Salvatore Pio Truisi. Davide Vergolani. Ora i migliori laureati dei corsi. Partiamo dalla triennale in diritto per le imprese e le istituzioni. Anna Battiato, prego Anna. E il miglior laureato del corso magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, Andrea De Coppi, prego.
Infine un saluto e un applauso a Francesco Biondo, laureato magistrale in diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni, che non può essere presente oggi. Grazie al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Ora tocca al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. La delegazione che farà il suo ingresso e si avvicinerà al Rettore, al Prorettore e al Delegato è guidata dal Direttore Marcellino Gaudenzi e dai coordinatori Maria Chiarvesio e Federico Beltrame. Iniziamo col corso di laurea in Banca e Finanza. Davide Bigai. Prego Davide, avanti. Dennis Cioruta. Avanziamo un po', grazie. Ancora un po'. Giovanni De Grandis. Monica Franco. Denise Franzo. Carlotta Ghedin. Alessia Santin. Ora il corso di laurea in economia aziendale. Nora Andone. Prego Nora. Elena Francesca Asavei. Noemi Baldo. Silvia Battistella. Giorgia Boffo. Gabriele Bonutti. Laura Boschetto. Prego Laura. Katia Casagrande. E ora Andrea Chittaro. Joel Cirillo. Federico Craviari. Daniele Maria Crosato. Rachele De Giudice. Laura De Miri. Anna Dosso. Giulia Forin. Emil Ghin. Francesco Gremese. Prego. Luisa Grimoldi. Alessandro Guiotto. Manuel Jovic. Julia Landschner.
Michele Maluta, Alessandro Mazzola, Gaia Plai, Luca Revelant, Michele Santin, Alessia Schievien, Matteo Vizzuti, Martina Zanier, Margherita Zoldan, Economia e Commercio, Alessia Ermano, Raffaele Buccino, Alessandro Donolo, Massimo Facchinutti, Marco Fornasier, Lorena Lanai, Michele Marcuzzi, Beatrice Polano, Marco Stroppolo, Erika Tomat, passiamo alle lauree magistrali, Banca e Finanza, Jaele Nicolini, tutor del corso. Asia Nocente, Lorenzo Pasquali, tutor del corso anche lui. Economia aziendale, Andrea Barbon, Luca Biscontin, prego Luca. Enrico Bonassi, Matteo Cella Dedan, Zoe Chiminelli, Dania Chittaro, Marta Del Fabbro, Annalisa Di Tommaso,
Valentina Fabris. Arianna Leita. Sara Lotto. Gabriele Margarito. Francesco Marian. Alessandro Miani. Prego Alessandro. Martina Molinaro. Caterina Rugo. Francesca Travanut. Giada Vianello. Giada Vianello? No. Andrea Zampieri? Ok, scusi. Nel dubbio ho preferito chiedere. Ancora magistrale, Economics, Scienze Economiche. Ashley Atto. Pierpaolo Dalle Crode. Ora la tutor del corso, Valentina Guain. La magistrale in International Marketing, Management and Organization. Iniziamo con Edoardo Bortolussi. Prego Edoardo, avanzi pure. Alexia Ciroi. Camilla Dri. India Lestani. Marco Pauletti. Valentina Strobbe. Ayoko Yawa Beatrice Wilson Baun. Ora i migliori laureati, economia aziendale. Mary Glenn Tanusci. Per le lauree magistrali, banca e finanza, Giulia Negro. Economics, Maggie Caplani. International Marketing, Management and Organization, Luca Filipovic. Avanziamo ancora un po', grazie. Un applauso anche ai migliori laureati che non sono potuti essere qua oggi: Eros Gino Simoni, triennale in banca e finanza, e Francesco Sartori, magistrale in economia aziendale. Grazie al Dipartimento di Scienze Economiche. Ora iniziamo con il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale.
La delegazione, guidata dalla direttrice Linda Borean, con i coordinatori Sergio Adamo, Giuseppina Azzarello, Francesco Constantini, Vittorio Foramitti, Marco Iamoni, Lorenzo Passera, Francesco Pitassio e Fabio Vendruscolo. Prima di procedere con la chiamata dei laureati, continuano le domande su Uniud, pubblicate una storia sul vostro profilo Instagram indicando la risposta corretta e taggando @Università di Udine. Iniziamo con le lauree triennali, quindi beni culturali. La prima ad aprire il corso è la tutor della scuola superiore, Francesca Battistutta. Prego Francesca. Chiara Cardi. Martina Carlassara. Francesca Daltoè. Solidea D'Andrea. Niklas Anteo Kaufmann. Rita Maggio. Anna Martini. Chiara Mattaloni. Marilena Petris. Paola Piccini, prego Paola. Anna Sartor. Jennifer Trinca. Discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo. Giada Catania. Nicolas Cook. Edoardo Filippuzzi. Emma Lavarone. Scusa. Gabriele Pileggi. Cora Riccio. Andrea Siragusa. Marco Surza. Wendy Rosiel Villegas Castiglio. Ora la triennale in disciplina delle arti e della musica e dello spettacolo, Enrico Folisi. I laureati del corso in lettere, Alessandra Antona, tirocinante del nostro Ateneo. Dora Samantha Maria Cannavò. Filippo Carpenedo.
Chiara D'Angelo, Adele De Maria, Martina Gerin, Benedetta Lamo, Giada Marsi, Jacopo Papi, Elisa Venir, Maria Chiara Viola, Gabriele Visintin, tutor della scuola superiore anche lui. Scienze tecniche del turismo culturale, Svetlana Della Vedova. Sonia Forgiarini. Alex Pinatti. Teresa Polo. Erika Prosperi. Alice 40. Marco Andrea Sforzin. Linda Irish Stelitano. Le lauree magistrali si aprono con gestione del turismo culturale e degli eventi. Il primo è Simone Baggio. Alessia Calligaris. Perla Cragnolini, che è anche tutor del corso. Luca D'Avanzo. Alessia Giachino. Alexia Morossi. Maggie Senia. Magistrale in italianistica Roberta Lucia Cantanna, pardon. Maria Chiara Coco. Sara Piazza. Scienze del patrimonio audiovisivo e dell'educazione ai media, Lorenzo Bragagnini. Jean-René Yves Garandet. La magistrale in storia dell'arte,
Apre Diletta Andreotti, rappresentante degli studenti e tirocinante dell'Ateneo. Alessandra Bettin. Cristina Collavizza. Eleonora Dalbon. Aurora De Corte. Stefania Fallacara. Maria Pappadà. Denise Parisi. Sara Rett. Giulia Valle, che è anche tutor. Ora i migliori laureati dei corsi di laurea, partiamo dalle triennali Beni Culturali Samuele Tubaro. Discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo Antonio D'Agostin. Lettere Linda Zucca. Scienze tecniche del turismo culturale Samira Nonis. Archeologia e cultura dell'antichità Sebastiano Icaro Bortoluzzi. Siamo alle magistrali naturalmente, italianistica Lorenzo Spadaccio. Scienze del patrimonio audiovisivo e dell'educazione ai media Alberto Fabris. Storia dell'arte Alice Martina. Un applauso anche a Pietro Battiston, miglior laureato in gestione del turismo culturale degli eventi, che non può essere presente oggi. Salutiamo il Dipartimento, che può accomodarsi e può fare ingresso ora il Dipartimento di Lingua, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società, guidato dal delegato della direttrice Ettore Gerbezza, con i coordinatori Roberto Calabretto, Andrea Guaran e Antonella Pocecco. Iniziamo come di consueto con le lauree triennali, Lingue e Letterature Straniere. Prego avanzare Beatrice Bampa. Francesca Barbara. Scusa. Aurora Basso. Valentina Burg. Elisa D'Angelo. Avanzate, avanzate pure, ancora 2 metri. Perfetto lì. Paola De Filippo. Francesca De Ganutti.
Anna Chiara Fontana. Giulia Giuliano. Roberta Managò. Alessia Scotti. Maria Grazia Visintin. Angelica Victoria Zawalska. Ora la laurea triennale in mediazione culturale, Melissa Cesco Frare. Alessia Justine Cutrignelli. Nancy Dorigo. Carlotta Finotto. Elisa Moretti. Alice Panegos. Micaela Sclisizzi. Giada Trevisan. Francesca Trombin. Laura Bellina. Giulia Cadamuro. Elisa Caissutti. Arianna De Bastiani. Aleandro De Luca. Elona Discnica. Tommaso Fantin. Sara Folin. Manuela Fritz. Melissa Gobbato. Siria Kawaf Ghelle. Nicoletta Lezzi. Alessio Luisa. Alberto Masetti. Simone Moratto. Francesca Palmisano.
Basuni e Cocu. Alessia Rizzello. Lorenzo Ross. Lorenzo Todesco. Nicoletta Troian. Gaia Zampa. Yves Maia Zanello. Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, la laurea magistrale che si apre con Antonio Di Casola, che è tutor del corso. Prego Antonio. Sara Druskovic. Alessio Grion. Giulia Novak. Sara Tollardo. Laura Zabberoni. Un'altra magistrale, lingue e letterature europee ed extraeuropee, apre Tania Abisso. Simone Clavora. Claudia Montico. Giulia Nonis. Matteo Pagliaricci. Traduzione e mediazione culturale. Natascia Battistella. No. Cosa sto facendo? Scusate, ho fatto un piccolo salto. Alessandro Rossi. Ho saltato uno. Mi dispiace. Ora tocca a traduzione e mediazione culturale con Natascia Battistella. Chiara Bompard. Alessandra Brovedani. Chiara Buoro. Alice Chiaruttini, che è rappresentante degli studenti e tutor del corso. Anna De Bortoli. Chiara Della Valentina. Milena Del Vecchio.
Valentina Fois, Elia Gortana, Greta Iseppi, Margherita Nigris, Federica Pellegrino, che è anche tutor dell'orientamento. Sabrina Ursella, passiamo alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Deborah Aris, Sara Barzan, Celeste Battistella, Giada Bellotto, Miriam Bertolo, che è tutor del corso, Gloria Bortolin, Marta Bottega, Teresa Bulfone, Elisa Bumbaca, Adriana Canciani, Eleonora Carnielutti, Valentina Colla, Roberta Dalla Mora, Samantha Del Giudice, Alessia Di Gaspero, Chiara Francescatto, Elena Franchino, Damiana Franzo, Eva Gobbi, Maddalena Gola, Marinela Alili, Angelica Macor, Silvia Mazzon, Martina Natali, Alessia Neso,
Giulia Osti. Erika Pedol. Sofia Pignolo. Claudia Savaris. Giada Sec. Gloria Sicco. Giorgia Simonetti. Pietro Spolverini. Alessandra Terlicher. Mirta Trabuio. Francesca Trevisan. Alessia Trotta. Giulia Tubaro. Alice Zanellato. Ed eccoci alle menzioni speciali per i migliori laureati. Laurea triennale in lingue e letterature straniere, Sara Ermacora. Prego, Sara. Relazioni pubbliche, Sara Piccione. Traduzione e mediazione culturale, Ilaria Sommariva. Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, Elena Govetto. Manteniamo questo applauso anche per chi non è potuto essere qua oggi. Samuele Curcio, triennale in mediazione culturale, attualmente impegnato in uno scambio internazionale in Corea del Sud. Caterina Zanovello, magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. E Francesca Rossi, laureata magistrale in lingue e letterature europee ed extraeuropee. Siamo quasi alla fine. La parola ora per i saluti al Rettore, non prima di ricordare ai docenti e ai laureati premiali, dopo il saluto del Rettore, di presentarsi qua davanti per il tradizionale lancio del tocco e dopo ci sarà anche il canto del Gaudeamus. Grazie. Bene, grazie a tutti voi, soprattutto ai ragazzi, anche per il tifo che avete dimostrato. Io vi posso dire che è stato come al solito emozionante, perché poi insomma hanno il futuro loro, abbiamo visto, no? Sfilare il futuro. Vi posso garantire che nei loro occhi c'era anche il nostro futuro e grazie a Dio c'è proprio da sperare bene, quindi veramente bello, anche se insomma, devo fare un piccolo appunto all'organizzazione perché ho preso 900 borsate nel giro prima della foto, però poco male. Io volevo anche ringraziare naturalmente tutto lo staff
a cui dedicherei un grandissimo applauso, che mi permette di essere qua. Anche a coloro che erano pronti a soccorrere chi stava male, e se no non sarebbe possibile fare tutto questo. E quindi adesso ci accingiamo a fare l'ultimo, se volete, cerimoniale, anche se tutto questo è stato piuttosto informale e voleva essere proprio una riunione fra di noi, una cosa fra di noi, certo fatta allo stadio, ma questo voleva essere, con il lancio del tocco, che è un po' così, una cosa un po' particolare, e chi lo lancerà adesso lo lancerà però per tutta la comunità, anche se non saremo tutti, e con l'idea che naturalmente da domani si comincia tutta un'altra cosa e ci ritroveremo magari fra un anno allo stadio tutti insieme con quelli che faranno, diciamo, il prossimo giro. Ecco, per noi, dico per i colleghi, per me, per tutti dell'università che viviamo ogni anno questa cerimonia, ma anche ogni singolo laurea e occasione, è proprio, non è una cosa che si ripete come un meccanismo, no? Mi viene sempre in mente Charlie Chaplin che avvitava i dadi e bulloni, ma per noi è come se si rinnovasse ogni volta tutta la passione che c'è dentro. Ecco perché l'università non è solo un posto per noi dove si entra quando ci si matricola e si esce quando ci si laurea, ma è un percorso della vita che mi auguro rimarrà nella memoria di tutti, ma sicuramente rimarrà nella nostra. Questo ho voluto anche dedicarlo ai ragazzi che troveranno, alle ragazze che troveranno un piccolo messaggio da parte mia. Quindi grazie ancora di tutto, non andatevi finché non sono caduti i tocchi. Bene, prego, accomodatevi.